Buonasera a tutti ragazzi. Secondo molte fonti ci sarebbe davvero da preoccuparsi. In effetti ragazzi, secondo alcune testate giornalistiche, sarebbe la famosa Chernobyl. Quindi anche il New York Times descrive così questa misteriosa esplosione avvenuta giovedì durante un test nucleare nel Mar Bianco. E la Russia su questo non dice molto la verità. Solo a distanza di 4 giorni stanno riuscendo a capire che cosa sia successo esattamente questo giovedì. Quindi in una base militare russa nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. Giustamente non esce fuori nulla da qui, di informazioni e nulla, però pure qualche cosina l'abbiamo saputa. In effetti in questo incidente che è avvenuto lì, 5 scienziati purtroppo sono passati a miglior vita in seguito a questo incidente nucleare. Però l'annuncio è arrivato solo dopo 2 o 3 giorni di smentite e non è stato seguito da nessuna informazione. Hanno chiuso tipo come un segreto, ragazzi. Quindi l'esplosione peraltro è avvenuta a meno di una settimana dopo lo smantellamento di un pezzo del sistema dei trattati nazionali tra la Russia e gli Stati Uniti, giustamente per il controllo degli arsenali nucleari. Quindi ragazzi, non si sa ancora di preciso. Abbiamo saputo che 5 persone, cioè 5 scienziati sono deceduti, che il disastro è più grande di quello che si può pensare. Quindi non si sa con esattezza quante radiazioni veramente ci sono. Loro stamattina avevano detto più o meno 20 volte, però mi sa ragazzi che è molto molto di più di quello che abbiamo detto stamattina. Quindi diciamo che la verità non è uscita proprio fuori. Quindi loro ancora non dicono nulla e quindi giustamente tutti gli stati stanno cercando di capire, oppure di cercare di capire che cosa ci sia. Come sapete, hanno parlato di 20 volte i livelli più alti registrati. In realtà ragazzi, come io avevo detto 80 volte se non mi ricordo, invece pare che i livelli di radiazione siano 200 volte rispetto ai livelli normali. Quindi pensate un po', io avevo detto 80, ho detto se questi dicono 20 sarà 80, invece ragazzi qua si parla 200 volte i livelli normali. Quindi non dico che questa è Chernobyl, ma ragazzi ci siamo quasi vicini. Quindi la situazione secondo me è più critica di quello che possiamo pensare. Quindi stanno ancora cercando di riuscire a capire che cosa davvero è successo. Purtroppo, come ben sapete ragazzi, in Russia non esce nulla fuori, quindi questi sono proprio, Putin non permetterà a nessuno di venire a capire cosa è successo lì dentro. Questo è poco ma è sicuro ragazzi. Quindi nessuno parlerà, nessuno, a meno che non ci sia qualche infiltrato tipo film, ma se no da là ragazzi non esce nulla. Hanno solo detto che c'è stato questo incidente, che ci sono 5 scienziati che sono giustamente morti, ma non dicono che è stato un test. Dicono che stavano facendo uno spostamento e quindi hanno perso il controllo ed è esploso. Invece gli americani dicono che stavano conducendo un test nucleare. Quindi diciamo che ci sta sempre, come vedi, questa avversità fra Stati Uniti e Russia come sempre. Quindi quando poi avevano fatto un trattato che vietava a qualsiasi nazione del mondo di fare test nucleari. Quindi adesso è successa questa cosa, però loro dicono che non era un test ma un semplice spostamento di un missile da una parte all'altra, e mentre lo trasportavano è successo questo patatrack.
quindi diciamo che è questa la versione loro che dicono. Quindi la verità, ragazzi, secondo me qualche test hanno fatto, è andato male, è successo questo. Quindi secondo me, come dicono tante testate italiane, anche americane, secondo loro questo qui sarebbe, non dico come Chernobyl, ma uno dei peggiori incidenti avvenuti dopo Chernobyl. Quindi tutte queste radiazioni, io stamattina avevo detto che erano 20 volte superiori ai normali, però poi avevo fatto la battuta 80 volte, secondo me se dicono 20 erano 80, in realtà gli americani hanno detto che è 200 volte più alto del normale. Quindi pensate un poco quello che sono riusciti a capire, figuriamoci quello che non hanno capito. Quindi ragazzi, è più serio di quello che io avevo detto stamattina, in effetti. Quindi perlomeno questo è quello che viene detto fino a questo momento. Poi ragazzi, se ci sarà qualche altra cosa che uscirà fuori, io farò un altro video dove spiegherò meglio la cosa. Adesso è uscita fuori questa cosa, diciamo che l'incidente è più serio di quello che ho detto stamattina, e che le radiazioni non sono bensì 20 volte più alte, ma sono 200 volte più alte rispetto a come avevano detto loro prima. Cioè i russi avevano detto che le radiazioni erano 20 volte più normali del solito, quindi nulla da preoccuparsi. Gli americani hanno fatto l'analisi dell'aria e risultano 200 volte più, diciamo, alte del normale. Quindi secondo me se dicono 200 chissà quanto sarà, ragazzi, non lo so, meglio non saperlo forse. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e come sempre ci aggiorneremo. Ciao a tutti.